Nel cuore della notte è scattato il fermo di Salvatore Sedita, il figlio 34enne della coppia trovata in un lago di sangue ieri pomeriggio in casa a Racalmuto. Drammatica la scena scoperta da una delle figlie. Giuseppe Sedita, 64 anni, e Rosa Sardo, 62 anni, erano riversi per terra, abbracciati, colpiti a morte da decine di coltellate. I primi sospetti dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento, diretto dal colonnello Vittorio Stingo, si erano subito orientati verso Salvatore Sedita, indicato dai vicini come un giovane problematico con problemi psichici. Negli ultimi giorni erano stati sentiti continui litigi tra il figlio e i genitori, ma niente faceva presagire un epilogo così drammatico. Ieri sera doveva essere peraltro una serata di festa. Giuseppe Sedita era andato in pensione dopo una lunga carriera nella forestale e la famiglia aveva organizzato una festicciola. Però da alcune ore la coppia non rispondeva e una delle figlie si è insospettita. Arrivata nell'appartamento dei suoi in contrada stazione, ha fatto la drammatica scoperta. Intanto Salvatore Sedita vagava tranquillo per il paese. Dopo il delitto si era anche cambiato. È stato interrogato tutta la notte, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver trucidato con una mannaia il padre e la madre. Una storia complicata quella di Sedita, caratterizzata da maltrattamenti ai familiari, uso di sostanze stupefacenti e, secondo una prima ricostruzione, anche problemi psichiatrici. L'indagato, difeso dall'avvocato Ninni Giardina, ha risposto alle domande del sostituto procuratore Gloria Andreoli, delineando il rapporto con i genitori e ipotizzando scenari al momento inverosimili. Dice di chiamarsi in un altro modo, che in realtà Giuseppe Sedita e Rosa Sardo non sono i suoi genitori, ma ha aggiunto anche di essere sottoposto ad incantesimo, di vedere i fantasmi, di avere incontrato anche l'uomo nero. A domanda specifica su chi avesse ucciso, marito e moglie Sedita, risponde di aver visto un uomo armato di macete e con tatuaggi sul viso e di essere scappato. Il delitto sarebbe stato compiuto ieri ad ora di pranzo, mentre le vittime stavano mangiando. Frasi e ricostruzioni che non sembrerebbero avere una logica, un senso. Per questo motivo saranno effettuati esami di natura psichiatrica per valutarne le condizioni di salute mentale. Intanto il procuratore Salvatore Velle e il sostituto Andreoli hanno firmato il provvedimento di fermo chiedendo al GIP la convalida. L'uomo fermato, per il suo avvocato difensore, andava curato e messo in comunità perché evidenti sono stati problemi di natura psichiatrica alimentati a dismisura dall'uso del crack. Già sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti e lesioni in danno all'ex moglie Sedita, adesso dovrà anche rispondere di maltrattamenti e lesioni in danno ai suoi genitori, protrattati nel tempo. Ieri notte, durante l'interrogatorio, non ha confessato di aver ucciso i suoi genitori, che ha aggiunto non sono i suoi genitori, chiamandoli signor Giuseppe e signora Rosa. Emblematica la frase ad inizio interrogatorio quando afferma davanti agli inquirenti: io in questo momento indosso la maschera di Sedita Salvatore Gioacchino, in realtà sono Emanuele De Vita. L'uomo ha anche detto di essere un sensitivo, di avere le visioni e di sentire strane entità.